Noi dell'Aniene siamo particolarmente felici di questo risultato, anche perché la Barcolana per noi significa tante cose. Prima di tutto è la regata di fine stagione, poi è la regata barcolana che ci siamo portati come testimonial al Fastnet a Caos quest'estate, e poi perché è l'occasione per stare con i nostri amici triestini che come sai sono a bordo sul TP52. È stata una regata straordinaria, abbiamo fatto una partenza, la partenza l'ha fatta Stefano Spangaro e poi ho preso il timone io fino alla fine, anzi ce ne siamo accorti dopo aver tagliato il traguardo che eravamo arrivati. È stato entusiasmante il primo bordo, soprattutto a 3/4 quando abbiamo passato l'Esimit, la barca benchmark di tutte le barche a vela, quindi per un 50 piedi stare avanti a un 100 piedi è stata veramente una emozione grandissima. Tutti a bordo eravamo felicissimi e devo dire che i ragazzi hanno girato perfettamente, individuando ogni angolo di vento nel campo di regata, sfruttando ogni raffica, e grazie anche a un vento apparente che riuscivamo a crearci anche a 2 nodi, 3 nodi, siamo riusciti a fare un risultatone. Non pensavamo addirittura di battere il risultato dell'altro anno, che avevamo vinto in categoria e quarti in assoluto, quindi un secondo in assoluto per noi è un primissimo della Barcolana.